Domenica 18 dicembre, nella chiesa di Santa Maria Porta Celi a Sora, si è tenuto l'evento Ascolta col cuore, Armonie di Natale, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Polaris. Ad aprire la serata il concerto della Gemmiti Accordion Orchestra e a seguire nel vicino oratorio un momento conviviale con una tombolata a premi amichevole. L'iniziativa è stata l'occasione per presentare il progetto di inclusione sociale Mente e Rosmarino Incontri con l'autismo. Quello che ci preme oggi è presentare il nostro progetto Mente e Rosmarino Incontri con l'autismo, che partirà dal mese di gennaio presso l'oratorio della Chiesa e avverrà in collaborazione con il CUDIR, Centro Universitario per la Disabilità, la Ricerca e l'Inclusione, dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Inoltre ringraziamo quindi la Presidente Alessandra Zanon, la dottoressa Alessandra Zanon e il coordinatore scientifico del progetto, lo psicologo Rocco Alonzi, che ci sono stati subito vicino e che hanno elaborato il progetto stesso. È importante dire che in questo progetto non ci vogliamo avvicinare solo a ragazzi affetti da disturbo spettro autistico, ma vogliamo abbracciare tutti i ragazzi, anche cosiddetti normodotati, proprio per portare avanti concretamente il discorso dell'inclusione. Il tutto avverrà attraverso 3 sezioni. Una sezione dedicata a dei laboratori individuali e didattici di gruppo. La seconda sezione invece sarà dedicata alle famiglie, in modo particolare ai genitori, ai ragazzi e anche ai fratelli e alle sorelle, con un riguardo particolare a tutti i genitori, ovvero non solo a coloro che hanno delle disabilità in casa, ma anche a tutti coloro che hanno delle problematiche, hanno voglia, desiderio, bisogno di un confronto psicosociale. E infine il tutto sarà accompagnato dai nostri amici animali domestici, grazie anche all'Associazione Naturalmente Liberi che si è resa disponibile, con la quale faremo degli incontri di pet therapy sociale e con la quale anche faremo un percorso sensoriale qui nell'oratorio. L'iscrizione a questo progetto sarà totalmente gratuita e le spese saranno tutte a carico dell'associazione e anche gli adempimenti amministrativi. La modulistica sarà reperibile sia tramite la nostra email, i nostri contatti che si possono facilmente reperire tramite social. E a breve, una volta definiti i partecipanti, si stilerà con loro un calendario degli incontri che si dovranno effettuare. Vi aspettiamo numerosi. Complimenti all'Associazione Polaris per aver organizzato questa bellissima serata di beneficenza. Lì dove non arrivano le istituzioni, poi c'è l'organizzazione dei cittadini e delle associazioni che dimostrano sempre di poter fare un qualcosa per gli altri. Noi come Regione Lazio siamo molto orgogliosi di partecipare a questa bellissima iniziativa, soprattutto per le fasce dei nostri bambini che purtroppo sono affetti da disturbi autistici. Cercheremo di fare ancora di più come Regione Lazio e Consiglio regionale del Lazio con la prossima giunta, per portare a casa ulteriori finanziamenti per questo territorio e soprattutto per questa bellissima città di Sora. Una domenica all'insegna della solidarietà. Il ricavato della vendita delle stelle di Natale sarà infatti utilizzato per l'acquisto di materiale didattico e ludico da donare agli istituti comprensivi della città per gli studenti con disturbo dello spettro autistico. La nostra associazione è un'associazione di promozione sociale, appunto, che ha come scopo un'utilità sociale senza scopo di lucro. Quello che vogliamo fare è dare una voce alle disabilità, per vederle non soltanto come un limite, ma più che altro come dargli un nuovo punto di vista, punto di vista basato sullo sviluppo delle potenzialità. Ed è quello che vorremmo fare a partire da gennaio con il progetto Mente e Rosmarino. Questa sera, oltre a questo momento di divertimento e di musica, è una serata dedicata anche alla beneficenza. Infatti, con la vendita delle stelle di Natale dell'associazione, il ricavato andrà devoluto agli istituti comprensivi della città di Sora, in particolare per l'acquisto di materiale ludico per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Siamo molto felici della riuscita dell'evento, c'è stata una grande partecipazione e siamo sicuri che anche con il progetto che partirà a gennaio vedrà coinvolte molte persone, con la speranza di poter dare un aiuto alla cittadinanza. È veramente un piacere essere presente, aver collaborato con questi ragazzi, perché è una manifestazione straordinaria, una manifestazione che ha dei temi importanti che hanno bisogno di avere una voce forte sul territorio, e quindi siamo veramente ben contenti e felici di essere a sostegno dell'associazione. Speriamo di poter intraprendere percorsi che possano portare negli anni un'attenzione importante appunto per le disabilità e le problematiche sociali di ogni singola persona.
L'evento, patrocinato dal Comune di Sora, è inserito nel programma di Sora Città del Natale 2022.